Un ritardo dovuto a problemi di decollo da Ciampino, ma Matteo Renzi riesce ugualmente a tornare nel suo amato nord-est, quello che l'aveva tenuto a battesimo e dove era stato proprio una settimana prima, a Verona. Giunge nella Treviso dell'esordio pubblico, stavolta per un grido d'aiuto all'imprenditoria del nord-est perché sostenga il paese nell'uscita dalla crisi. Numerose le visite ad aziende della marca, modelli nazionali ed internazionali del produrre economia. Stanco di parlare di PIL in termini di aride cifre, ha chiosato il Premier, è voluto venire nella terra in cui si crea il prodotto interno lordo, nell'Italia che riesce a favorire occasioni di sviluppo. Durante la sua giornata trevigiana il Presidente del Consiglio incontra gli amministratori pubblici prima di un dibattito aperto nel nuovissimo Auditorium Appiani. Una considerazione sopra tutte: circa 7 giorni dopo essere sbarcato a Verona per parlare di Industria 4.0, ora Renzi arriva a Treviso per chiedere uno sforzo ulteriore. All'indomani di 8 anni di crisi in cui è stata proprio l'area triveneta quella uscita con le ossa rotte, il capo del governo chiede a questa parte del paese che lo ha trainato per 30 anni di rimboccarsi le maniche. C'è un solo particolare che il Premier non ha forse considerato: da queste parti le maniche sono sempre rimboccate. Come conferma un noto imprenditore trevigiano nel rispondere al quesito su quali saranno le richieste al Presidente del Consiglio. Era curioso di sapere che cosa facciamo, che idee vengono fuori da questo gruppo, da questa azienda. Ci ha chiesto dei suggerimenti per come incentivare meglio l'economia, lo sviluppo delle aziende, e quindi abbiamo provato a dare delle indicazioni assieme un po' anche a diverse opinioni dei nostri dipendenti. La ricetta è quella di defiscalizzare il più possibile la ricerca e sviluppo per incentivare gli investimenti e defiscalizzare la contribuzione nei confronti dei salari dei dipendenti affinché possano spendere qualche soldino, avere qualche soldino di più in tasca da poter reinvestire su acquisti e consumo.